tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello calciomercato Batman napoletano. Dopo l'episodio del calciomercato, delle notizie di calciomercato uscito verso le 7:30, questo video è dedicato interamente alla storia di un club. Quale club direte voi? Il club in questione di cui parleremo oggi è il Celta Vigo. Allora, io direi di partire subito. Se volete altre storie, vi do un'alternativa stavolta, perché ancora dobbiamo completare la vecchia alternativa. Solo quella là di raggiungere il like. Poi è facile, basta mettere un clic. Quindi mi raccomando, se volete una serie, lasciate il like. Vabbè, partiamo subito. Allora, la fondazione del Celta Vigo è stata nel 1923. Nel 1923 il club nasce dalla fusione di due squadre locali, il Real Vigo Sporting e il Club Fortuna de Vigo. Il nome Celta nasce perché richiama le radici celtiche della Galizia. Nei primi decenni il Celta Vigo alterna varie presenze tra la massima serie spagnola e le varie categorie inferiori. Poi tra gli anni 40 e 80, negli anni 40 raggiunge buoni risultati, arrivando anche in finale di Coppa del Re. Però non riesce a vincere. Il club continua a muoversi tra prima e seconda division, quindi la Liga Spagnola e la Liga Spagnola 2, costruendo una solida identità regionale. Tra gli anni 90, tra gli ultimi anni, quindi del 1900 e tra i primi anni del 2000, vive il periodo più brillante della sua storia, con giocatori come Mostovoi, Carpin e Mazzino. Il Celta Vigo si qualifica anche alle coppe europee e fa anche ottimi percorsi in Europa League, quindi in Coppa UEFA e in Champions League. Nel 2003 invece si qualifica per la Champions League, fu allora un traguardo storico per il Celta Vigo, un traguardo mai raggiunto, quindi un'emozione assurda per i giocatori e per la presidenza. Poi tra il 2003 e il 2012 c'è una crisi e poi una rinascita. Dopo i successi arrivano problemi economici e una gestione difficile. Il club retrocede fino alla seconda Division B, quindi la terza serie inglese. Grazie a un'organizzazione societaria e al settore giovanile, il Celta Vigo rinasce gradualmente, risale gradualmente fino ad oggi che si trova in primera division, quindi nella Liga spagnola, nella massima serie spagnola. Dal 2012 torna stabile Liga. Si distingue per un calcio tecnico offensivo e per la valorizzazione dei giovani. Nel 2007 raggiunge le semifinali di Europa League, uno dei migliori risultati recenti, dopo la Champions League, il raggiungimento della Champions. Il simbolo del club negli ultimi anni è il lago Aspas, bandiera e miglior marcatore della storia del Celta Vigo. Prima di passare al Palmeiras del Celta Vigo, facciamo una piccola, le rivalità e l'identità. Allora, i colori del Celta Vigo sono il celeste e il bianco. Lo stadio del Celta Vigo si chiama Stadio Abanca Balaidos, scusate per la pronuncia.
E la rivalità del Celta Vigo, rivalità più storica del Celta Vigo si chiama, cioè la squadra avversaria si chiama il Deportivo La Corona. La Corona. Il derby si chiama Derby Galiciano. Ora passiamo ai trofei al Palmeiras. Allora, i trofei europei possiamo trovare la UEFA Intertoto Cup, quindi l'Intertoto, la Coppa Intertoto, che l'ha vinta solo una volta. Poi nel 2000 ha vinto un torneo estivo UEFA che poi ha garantito l'entrata nella Coppa UEFA. I titoli nazionali sono diversi campionati, il campionato di seconda divisione dal 1935 e 36, poi 1981-82 e nel 1991-92. Poi ha vinto anche la seconda divisione B, quindi in pratica la terza divisione, nel 1980-81. Poi terza divisione, quindi quarta divisione, ha vinto una volta il campionato nel 1930, la stagione 1930-1931. Poi ha vinto anche la Coppa del Re, quindi come per farvi capire la Supercoppa Italia, tipo la Supercoppa di Spagna, e poi è stata finalista, seconda classificata nella Coppa del Re, quindi la Coppa di Spagna nel 1947, 48, 1993, 94 e nell'anno 2000-2001. Però la Coppa del Re, la Coppa di Spagna, è andata solo in finale, non l'ha mai vinta. E ragazzi, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se questo nuovo format dove vi spiego la storia di ogni club vi è piaciuto. Vi ricordo, se volete altre storie dovete lasciare minimo 3 like entro domani e io vi porterò subito un nuovo video. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!